In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. La giornata della memoria per Giovanni Falcone. Ieri, 32esimo anniversario dell'assassinio di Giovanni Falcone e della moglie Francesca Morvillo e dei 3 componenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cilla e Antonio Montinari. La Fondazione Falcone ha inaugurato a Palazzo Young il Museo del Presente. Alle 17:58 il tradizionale minuto di silenzio davanti all'albero Falcone con migliaia di palermitani e purtroppo anche quest'anno qualche sciocca e inutile contestazione di parte. Lunedì Meloni a Palermo per firma fondi coesione. Lunedì prossimo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani firmeranno l'accordo per lo sviluppo e la coesione che prevede investimenti per 5 miliardi e mezzo di euro. Una legge per le donne che rompono con la mafia. La Presidente della Commissione Nazionale di Inchiesta sulle Mafie, Chiara Colosimo, ha posto ieri a Palermo il problema del vuoto legislativo sulle donne che vogliono rompere con la criminalità organizzata, madri disperate che per amore dei propri figli sono disposte a tagliare i legami con la mafia. La corsa alla Procura di Catania è ridotta a 2 nomi. La quinta commissione del CSM ha designato con 3 voti a testa Francesco Curcio e Francesco Puleio come candidati a procuratore di Catania da sottoporre a una prossima decisione del plenum. Puleio è attualmente aggiunto alla procura etnea e sembra sia sostenuto da laici e indipendenti, mentre Curcio è procuratore capo di Potenza e appare sostenuto dalle associazioni dei magistrati. Fra un mese la decisione del plenum. Occupata l'ex facoltà di lettere a Palermo. Un'assemblea di pochissimi studenti ha deciso ieri l'occupazione del Dipartimento di Scienze Umanistiche, ex lettere e filosofia, dell'Università di Palermo. Anche in questa occasione solidarietà alla Palestina e nemmeno una parola sull'orrendo massacro contro Israele del 7 ottobre. Un'altra manifestazione pro-Hamas, di fatto condita di antisemitismo. Truffa a Sigonella per incassare contributi europei. La base militare di Sigonella ha cambiato proprietà a sua totale insaputa. Come Totò mise in vendita la Fontana di Trevi, questi invece si dichiaravano titolari dei terreni sui quali sorge la base militare, incassando dal 2020 oltre 400.000 euro di contributi dall'Unione Europea. Contro la siccità, proposta a stimolazione delle piogge. Il deputato regionale di Fratelli d'Italia Giuseppe Catania ha presentato una mozione all'Ars affinché tra le iniziative contro la siccità sia sperimentata anche la tecnica del cloud seeding, ossia della stimolazione della pioggia attraverso getti di ioduro d'argento o di ghiaccio secco all'interno delle nuvole come in uso in molti paesi, con scarse precipitazioni. Attentato ad azienda agricola dell'ex deputato Gennuso. Ieri sera ignoti hanno incendiato un mezzo agricolo nell'azienda dell'ex deputato regionale Pippo Gennuso. Non è la prima volta che si verificano casi di danneggiamento nei terreni dell'ex deputato, che nel febbraio scorso subì ad esempio il taglio di 50 alberi di arance in una sua proprietà. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana, il nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.